Eccoci qua cari amici, vi do il buongiorno a tutti, sono quasi le 7 del mattino, oggi domenica 19 settembre del 2021, sto rientrando verso casa dopo un Mar 21 pazzesco in Emilia e guardate, non tanto lontano dal casello autostradale qua, nelle zone di Affi, Verona, cosa si va a avvistare? Si va a avvistare questo splendido modello Alfa Romeo GT Junior del 1968 con tanto di cartello che è pure in vendita. Io se fossi il proprietario ci penserei sopra due volte a venderla. Va bene che puoi anche ricavare magari un bel soldino, però insomma un'auto così bella non la venderei, ecco, insomma, se non ho l'acqua alla gola. Guardate qua cari amici, appassionati di auto storiche, mi sembra che il modello Alfa Romeo Junior è stato prodotto tra il 63 e il 75, questo è un 1300, comunque cilindrata 1290 cm3, mi sembra che ha una potenza cavalli di 89, eccola qua. So che è stata anche prodotta, mi sembra, per all'incirca 14.000 e rotti copie anche nella versione 1600, ecco qua. Questo è del 68, nel 67 venne introdotto anche il servofreno, mi sembra come kit, e nel 69 mi sembra appunto che il servofreno appunto veniva anche dotato proprio di fabbrica, ecco, da costruzione, ecco qua. E poi cari amici ci penserà il nostro amico Max a dirci un po' di più, ecco, a me la GT Junior questo colore mi piace, di solito le GT Junior le ho sempre viste rosse, però anche questo colore non è male, ecco qua, ve la faccio vedere qua, targata ASI, facciamo onore qua al proprietario, e targata Bari anche, per cui salutiamo un po' tutti gli amici qua della Puglia. Gli interni sono splendidi, guardate qua, purtroppo è chiusa l'auto, questo è un po' il ritrovo appunto del mattino presto qua, Questo non è un rottame, per cui agli amici appassionati di auto storiche dovrebbe piacere, ecco qua, perché questa qua è veramente in ottime condizioni. Io che in questi giorni ho filmato rottami e niente, questa qua è un'auto di gran classe, ecco, insomma, appunto dicevo sempre che ogni tanto qualcuno mi dice che filmo solo rottami, insomma, io se trovo le belle auto, a parte che io metto in archivio qualsiasi cosa, però insomma, ecco qua, ve l'ho fatta vedere, mi sembra che questa sostituiva l'Alfa Romeo Giulietta Sprint, che poi mi sembra che la GT Junior, dal 75 in poi, sia stata sostituita dalla Alfetta GT, ecco, mi sembra, ecco qua cari amici, ve l'ho fatta vedere qua, con le sue maniglie. Tra l'altro un signore ha fermato appena adesso la macchina, gli ha fatto 2 o 3 foto e poi è ripartita, dunque insomma l'attenzione c'è. Ragazzi, con questo vi saluto l'amico Max, saluto l'amico Demis che gli ho dato così la diretta, eccola qua, poi ragazzi, è qua. Saluto tutti gli appassionati di Alfa Romeo, come l'amico Alessio Rocca, come lo stesso Alessio Nensi, lo stesso Matteo Roberti e un po' tutti gli amici che commentano il canale, guardate qua ragazzi, l'ho vista così proprio, da lontano. Ragazzi, ciao a tutti e viva le Alfa Romeo, auto storiche, non vecchie auto, come dico sempre, ricordatevelo. Ciao a tutti, spettacolo. Un saluto a Roberto Zaldi che ho avuto modo di conoscere e niente, un saluto anche a Massimiliano, meccanico pazzo da Roma. Ciao a tutti, alla prossima.